Si chiama Operazione Attila, quella che nelle prime ore di questa notte i militari della compagnia dei carabinieri di Caltanissetta insieme al personale della squadra mobile Nissena hanno proceduto all'arresto di 12 persone in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare, tra cui 11 in carcere e uno agli arresti domiciliari, emesse dal GIP del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della locale procura. Sono stati attinti dalla misura della custodia in carcere ben 10 pakistani, mentre è stata attinta dalla misura degli arresti domiciliari Giada Giarratana, 21 anni, originaria di Canicattì, nubile, incensurata, casalinga, che aveva un ruolo attivo nel reclutamento della manodopera pakistana con il sistema del caporalato. Al centro dell'operazione Attila, portata avanti congiuntamente dalle forze dell'ordine, è stato l'omicidio del pakistano Adnan Siddiq, commesso a Caltanissetta lo scorso 3 giugno, che si era ribellato denunciando i suoi caporali, maturato nell'ambito dello sfruttamento dei braccianti agricoli. Gli arrestati sono indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento e allo sfruttamento della manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, cosiddetto caporalato, alle estorsioni, al sequestro di persona, alle rapine, alle lesioni aggravate, alla minaccia alla violazione di domicilio, alla violenza per costringere a commettere un reato. Durante le perquisizioni avvenute nella notte sono stati rinvenuti in casa di uno degli arrestati 2 libri mastre, tuttora al vaglio degli inquirenti, nei quali erano descritti i nomi e cognomi dei lavoratori sfruttati, che il compenso si aggirava sui 30 euro al giorno. L'operazione ha tratto origine dalle indagini condotte dalla mobile di Caltanissetta e dall'Arma dei Carabinieri nei confronti di un pericoloso gruppo di soggetti di nazionalità pakistana, da tempi residente nel centro abitato di Caltanissetta, dedito alla commissione di una serie di delitti contro la persona, il patrimonio, in larga parte ai danni dei loro connazionali, che imperversava dall'anno scorso in città e nelle zone vicine. Si tratta di un gruppo ristretto che, agendo con metodo paramafioso, ha assoggettato la comunità di appartenenza, appunto quella pakistana, molto ampia a Caltanissetta, composta da persone oneste, sottoponendola a un regime di vessazione, terrore e sfruttandola professionalmente al fine di assicurarne anche l'associazione di continuità nel tempo. Numerosi gli interventi delle volanti a favore dei cittadini pakistani che richiedevano in città l'aiuto delle forze dell'ordine, così come numerose sono state le denunce presentate da altri pakistani presso le stazioni dei carabinieri. Milena e Sommatino. E proprio l'analisi della molteplicità di episodi di violenza riconducibili agli odierni arrestati ha permesso di acclarare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere finalizzata a imporre la propria egemonia sul territorio, acquisita dal protratto periodo di operatività e rafforzata dal costante ricorso a condotte minatorie e violente di elevatissimo allarme sociale. Sono state anche individuate le auto, le utenze in uso degli indagati, per quanto lo sviluppo dei tabulati ha consentito di riscontrare anche gli stretti legami quasi giornalieri tra tutti gli odierni arrestati. I caporali pakistani destinavano i loro connazionali al lavoro presso titolari di aziende agricole in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, accordandosi sull'entità del compenso che si aggirava sui 25-30 euro al giorno direttamente con i datori di lavoro e trattenendo per sé una parte o persino la totalità del corrispettivo già particolarmente basso. Timide le rimostranze avanzate dai lavoratori per ottenere il compenso loro spettante venivano immediatamente represse attraverso efferate spedizioni punitive. In questo desolante panorama si inseriscono anche i titolari delle imprese dove i lavoratori pakistani venivano condotti a lavorare poiché dal canto loro trovavano conveniente rivolgersi ai caporali loro connazionali perché ben consapevoli che nessuna denuncia sarebbe mai stata fatta e danneggiarli proprio in relazione alle condizioni di sfruttamento dei lavoratori.